Wagyu, allora, come stiamo? Come state? Come andiamo? Io mi sono appena sveglio, si vede, si sente, ma è il momento, insomma, di fare una riflessione approfondita veramente questa volta. Oltretutto mi mandano messaggi, ma come non parli della situazione di Altani? Come se fosse Altani con la supercazzola prematurata. È perché una queste notizie sono supercazzole. Voi dovete rendervi conto di questa cosa qua. E oltretutto un minimo di memoria storica. Dovreste ricordare che se il Napoli pareggia e perde 2 partite, diventa automatica. La notizia esce subito. È una specie di algoritmo già programmato nei blog online. Appena il Napoli non fa 6 punti in 3 partite di minimo, parte la notizia che arriva lo shake. Quindi non ci credete, non vi illudete, perché magari potrebbe essere una cosa bellissima, o magari no, perché ricordiamoci anche cosa è successo al Malaga, dove perché gli arabi arrivano per altri interessi e usano il calcio per cercare di espandere l'impero e di usare questi soldi che non sanno cosa farsene. Allora il calcio è sempre un'ottima, come si dice, un'ottima idea, un'ottima cosa di investimento. Però poi col Malaga falliti subito e invece col Paris Saint-Germain invece bene in campionato ma in Champions non la vedono nemmeno col binocolo. Allora noi dobbiamo sempre un attimo mentalizzare, ragionare e per dire che nella verità non basta comprare i giocatori più forti che stanno sulla piazza. Cosa daremmo noi per avere metà della rosa del Paris Saint-Germain? Cosa daremmo? Perché Neymar, Cavani, Icardi, adesso pure Icardi. Cioè è una squadra zeppa di campioni che però al fin della fiera, quando arrivano le partite toste, si scontrano con club che hanno più esperienza. Non è facile. Comprare non significa niente. Prendete l'Arsenal, prendete il Manchester United, prendete tutte queste squadre che stanno spendendo da anni e il Milan e non riescono a risalire la china delle squadre che invece sono meglio organizzate. E adesso veniamo a noi, perché l'organizzazione vale più di un acquisto e di una spesa considerevole. Ragazzi, avete ragione tutti quanti, hanno torto tutti quanti, hanno ragione tutti quanti e avete torto tutti voi. Allora, per concludere, perché questa è una storia di merda, è una storia che non ce la faccio più, nemmeno a ricostruirla. La chiave di tutto è Allan, ma la chiave di tutto è Allan non perché Allan ha pigliato a Edo De Laurentiis, ha detto tu no, merda, non ci ne. La chiave di tutto è Allan nel momento in cui non viene venduto al Paris Saint-Germain. Cerchiamo di ricordarci, perché il Napoli era lo stesso l'anno scorso, anzi un po' più scarso, con panchina più corta, ok? Ma comunque, con Ancelotti, con il calcio liquido del 4-4-2 che poi in fase attiva diventa 3 oppure 2 che tutti che stanno a Nazza a casa, noi funzionavamo fondamentalmente, abbiamo fatto buone partite. Zielinski centrale funzionava, Fabian centrale funzionava, ne mettevi uno sulla fascia, funzionavano a turno, ma la chiave è Allan, è sempre stato Allan fino a gennaio dell'anno scorso, straordinario, al punto che il Paris Saint-Germain avrebbe voluto fare la spesa folle per puntare alla Champions League. Ritorniamo al discorso di prima, ecco il cavaliere che torna senza cavallo. Dopodiché Allan è scomparso dai radar. Perché noi abbiamo un brutto ricordo anche dell'anno scorso? Perché dopo aver accumulato i punti di vantaggio per il secondo posto sicuro, un po' sono venute a mancare le motivazioni, perché tanto a Juventus non hai chiappo, terzo non arrivi, perché rispettare i tifosi? Ma ci manteniamo la gamba. Ma fondamentalmente quello che è venuto a mancare come prestazioni è stato Allan. E se Allan viene a far mancare il suo filtro a centrocampo, che è importantissimo, ragazzi, se ne cade tutto, la struttura come un castello di carte cade, perché Allan garantisce degli equilibri. Allan vale 3 quando gioca bene, vale 3 persone, il dinamismo, il fatto che se perde palla lui la riconquista subito o comunque sporca la ripartenza. Se perde palla Fabian o Zielinski, so you d'import gli avversari. Questa è la differenza. Allora nel momento in cui tu perdi Allan,
tu hai perso solidità difensiva, hai perso equilibrio anche offensivo, perché Allen ti permette che tu puoi anche attaccare in massa, ma Allen resta tra le linee di passaggio delle eventuali contropiedi. Allen è la chiave di tutto. Viene a mancare Allen come prestazioni già l'anno scorso e il Napoli comincia a non soddisfarci più. Ricordate l'anno scorso quando ci siamo rotti il cazzo, ma che sta succedendo? Fischi anche nonostante il secondo posto. E perché quello era? Perché Allen, non venduto al Paris Saint-Germain, ha cominciato a rompere i coglioni. O almeno non si sarà impegnato quanto... Mi ricordo che dopo la convocazione nazionale, lì cominciarono poi dopo... Vabbè, è stato convocato in nazionale, ha avuto l'offerta del Paris Saint-Germain, non ha più niente a che vedere. Questa è la famosa cosa della maglia, quello ci mette l'anima per la maglia, ci mette l'anima per se stesso. Ricordatevi sempre questo. La maglia, noi la maglia. No Mertens, no Allen, no Cavani, nessuno. Noi la maglia. Loro per loro stessi. Mettiamo questo punto in chiaro, perché sennò ci illudiamo inutilmente di affetti. E dico, Callecon, che per me è uno di quelli che veramente la maglia, perché quando chi era? Douglas Costa che esultò davanti al pubblico nostro all'autogol di Koulibaly, Callecon se l'ha presa, ma è una freva momentanea, se ne fotte assai Callecon. Oltretutto è uno di quelli che è stato trattato male dalla tifoseria, perché gli hanno ritirato la maglietta indietro. Tutti interessi personali, ricordatevi questo. Ora, la questione è questa: se non hai Allen non puoi giocare con questo schema e con questa idea di gioco, perché non è lo schema. Tu puoi fare il 4-3-3, puoi fare il 4-4-2, il 3-5-2, l'1-1-9, non significa niente, è l'idea di gioco. Perché? Basta pensare al famoso 4-3-3 di Klopp del Liverpool, che sta funzionando alla grande, e loro non hanno un regista. Quindi tu puoi farlo tranquillamente un 4-3-3 senza regia, se hai un'idea di gioco che si sposa esattamente con le caratteristiche dei tuoi giocatori. Il 4-3-3 del Liverpool, io poi potrei mettere delle immaginette, ma non lo so nemmeno se serve, è semplice. Le due ali, Salah e Mané, sono più punta della prima punta, Firmino, che in realtà viene dietro a giocare con la squadra, ma viene dietro perché poi sfruttano anche le seconde palle. Loro lanciano molto verticale, più vicino ad Ancelotti che non a Sarri, quel 4-3-3 del Liverpool, ma loro lanciano dalla difesa, fanno i cambi di gioco continui dalle fasce. L'avete visto il gol contro il Manchester City? Terzino destro lancia al terzino sinistro, cross in mezzo Salah, 3 passaggi gol, non ci hanno capito niente. Guardiola non ci ha capito niente. È Guardiola. Quindi non è una questione, mo mettiamo il 4-3-3 e risolviamo, è l'idea di gioco. Se tu vuoi giocare con i lanci lunghi su Insigne e fare il calcio verticale su Insigne, non funziona. Se tu vuoi giocare con le seconde palle, Fabian e Zielinski non hanno questa capacità di prendere la seconda palla subito nella respinta della cosa, perché sono lenti, sono metodisti, hanno altre caratteristiche che non sono quelle dei centrocampisti del Liverpool. Io non credo che sia arrivato il momento di esonerare Ancelotti. Ancelotti è probabilmente l'unico che ha l'esperienza e la calma e il nome da poter uscire da questa cosa da solo. Però si deve sedere al tavolo, si deve mentalizzare, deve parlare con i giocatori, dire ragazzi, fare un passo indietro, dire ragazzi, come vi trovate voi meglio? Ma proprio tranquillo, come se stessimo nel campetto, come preferisci. E intorno ai giocatori più in forma e più rappresentativi, con caratteristiche migliori, fai una squadra tipo e lavoriamo domenica dopo domenica sulla squadra tipo e fai le sostituzioni quando c'è un infortunio, quando quello sta proprio fuori forma. Altrimenti, se continuiamo con questi cambi del Panariello e oggi ne mettiamo uno e oggi ne mettiamo un altro, noi faremo una vittoria, una sconfitta, un pareggio, un altro pareggio, magari perdiamo, poi ne vinciamo una. Tutto a cazzo di cane, a caso, dove non c'è una logica e non c'è un'idea precisa, perché i giocatori del Napoli sono in grado, per tecnica e per tecnica di base e per forza fisica e qualitativa, di vincere tutte le partite. Sono in grado, ma in Serie A, come in Europa, la continuità non l'avrai mai, perché incontri la partita sfortunata dove non ti danno tutti i rigori, incontri la partita sfortunata dove prendi tutti i pali, incontri la squadra più forte che ti fa il culo così e perdi una, ne pareggi un'altra, quindi la continuità te la puoi scordare. Questo è tutto. Poi, questione De Laurentiis, è sempre colpa sua,
se c'è della tensione, ma non è colpa sua questa situazione qua, perché De Laurentiis è sempre stato così, e con la stessa società, con la stessa struttura societaria, il Napoli ha fatto 91 punti, il Napoli arriva secondo in continuazione, sempre in Europa, belle figure, si gioca bene, si gioca male, si vince e si perde, sempre con De Laurentiis. Quindi non è colpa sua questa situazione qua al momento. Primo colpevole Ancelotti per me, per il fatto del Panariello, perché ha sopravvalutato questa rosa e dice no, ma Lozano può giocare punta, no, ma Fabian può giocare sia centrale, sia mezzala, sia esterno, Kielinski può fare tutte le cose, non fa. Non lo ripeterò più, non lo possono fare. Poi gli puoi scegliere un ruolo e lo decidi e lo imparano sul campo, ma non lo possono fare in continuazione che li cambi, non sono in grado. Li hai sopravvalutati. Di conseguenza i giocatori sono confusi, si sentono attaccati su tutti i fronti ed è una questione semplicemente di pochezza psicologica, di non sono forti abbastanza da uscirsene da soli. Un poco si sentono attaccati dagli arbitri, un poco non si sentono tutelati da Ancelotti, perché Ancelotti prima dice non sono d'accordo con il ritiro, poi ci va. Allora non si sono sentiti spalleggiati dal coach. Di conseguenza c'è la confusione totale, i giocatori hanno fatto la cacata di andarsene per i fatti loro e poi sono venuti meno contro il Genoa, perché tu puoi pure dire ma mo ti dimostro io che meritavo di tornare a casa, perché io quando voglio vincere vinco. Faccio lo cazzo. Quindi tutti colpevoli e nessuno si può ergere a salvatore della patria in nessun caso. I giocatori devono dare tutto in questo momento, perché col Milan è tostissima. Se voi vedete la partita Juventus-Milan, la Juventus un culo rotto a sbloccare quella partita, proprio con Dybala che entra a posto in un altro. Quello poi tra l'altro è tutto un discorso che uno dovrebbe affrontare, ma a me non mi interessa più, non ci riguarda più. Siamo stati l'anti-Juve per diversi anni, non lo siamo più. Quindi togliamoci questo pensiero da mezzo, facciamo il nostro campionato lottando con la Roma e con la Lazio, non c'è nessun disonore, va benissimo, si può lottare per la Champions, è un fatto dignitosissimo, va bene, è la nostra dimensione al momento. Quindi voi vi iscrivete al canale. Da New York Valerio Fluido è tutto per ora, non pensate ad Altani, non pensate, perché tanto De Laurentiis non vende, non succede, e se succedesse sarebbe probabilmente più un problema che altro. Non è un problema di struttura societaria, è un problema che sono venuti a mancare i risultati perché Allan non c'è in campo e non è stato comprato uno all'altezza di... Per questo sono colpevoli tutti, perché tu puoi dire tranquillamente che la società ha fatto un mercato monco, perché Elmas non basta, i centrocampisti non sono abbastanza e non hanno le caratteristiche che si complementano tutte insieme per fare un centrocampo equilibrato. Allo stesso tempo Ancelotti ha accettato questo mercato, ha dato 10 e lode, ha aggiuntoli, non al mercato. Voi continuate a fare questo errore, Fedele e compagni, 10 e lode lui l'ha dato aggiuntoli, ma di conseguenza se tu ti ritieni soddisfatto del mercato vuol dire che hai sopravvalutato Fabian, Zielinski ed Elmas, ok? Hai pensato che potessero fare tutto, non fa. Quindi a colpa De Laurentiis, a colpa la società, a colpa Ancelotti ad avere così, e hanno colpa i giocatori che non sono riusciti a fare questo step successivo, perché ci sono squadre che non hanno il regista, che non hanno tutti incontri, o che hanno tutti i registi e tutti incontristi e vanno avanti perché hanno un'altra idea di gioco. Allora probabilmente i giocatori sono quelli che hanno meno responsabilità, però poi col Genoa la colpa è vostra, perché mi dovete dimostrare che almeno buttate il sangue, che almeno sputate veleno, che almeno vi mangiate l'erba, e io non l'ho vista e non lo so se l'avete vista voi. Quindi hanno colpe tutti indiscussamente. Indiscussamente non è un avverbio italiano. Vi abbraccio, fate i bravi, non ne usciamo facilmente, servono i 3 punti col Milan, non è facile proprio. Mo resuscitiamo il Milan e la crisi non ce ne usciamo più. Fate pure.